Quasi un morto al giorno sulle strade del Veneto, 311 vittime nel 2018 e a confermare la tendenza di un aumento dei sinistri nell'ultimo triennio, la constatazione che 2 settimane fa questo numero era già stato superato per il 2019. Tragedie singole o collettive che spesso hanno i giovani come protagonisti. Sono i più vulnerabili rispetto al tema della sicurezza stradale e purtroppo negli incidenti mortali i giovani pesano dal punto di vista percentuale, quindi noi non ci possiamo permettere che ci siano ancora persone, soprattutto ragazzi, che perdono la vita. Una campagna forte per scuotere anime e invitare una maggiore attenzione alla guida. La Regione Veneto l'ha lanciata di concerto con il SIMB, il Sindacato Nazionale dei Locali da Ballo, proprio fuori da una discoteca a Spresiano, nel Trevigiano. Incontro spesso i genitori o familiari o parenti di vittime della strada. Penso che questa campagna serva anche per, come si può dire, evitare che qualcun altro perda la vita. E poi ci sono tante altre iniziative, oltre agli spot shock, ci sono anche iniziative con i centri di ascolto e altre attività che si possono fare che in rete danno sicuramente degli effetti positivi rispetto al tema della sicurezza stradale. 2 auto distrutte in incidenti stradali sono state esposte all'esterno della discoteca, un monito che verrà allargato ad altri locali da ballo che aderiranno a questa iniziativa, e dal governatore è arrivato anche un monito ai giovani che si mettono alla guida. Un morto su 4 sulle strade, diciamo, i ragazzi a meno di 35 anni sono ragazzi giovani. Si muore per fuoriuscita di strada in solitaria per almeno quasi il 50% di incidenti mortali. Sono 311 persone che anche quest'anno hanno perso la vita sulle strade del Veneto. Abbiamo avuto 14.000 incidenti e 19.000 feriti. E ragazzi, dico, fate attenzione, occhio al telefonino, occhio alle distrazioni, guidate con assoluta attenzione, rispettare i limiti e soprattutto ricordo non bere se si guida.